Quest'anno poi festeggia Mi sa che ho capito. un anniversario importante della sua carriera. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo. Maurizio Martufello! Ciao Maurizio! Come stai? Bene, Che bello questi saluti improvvisati così, che uno non si è ancora salutato, non ci crede nessuno. No, assolutamente non lo faremo mai poi. Mai, Bene, mai. che faccio? Me ne vado? no, Subito, no? no, dovete rimanere qua Ah, tutta, tutta la sera. l'altra puntata. Dino Sì. dormiva, amore dorme un'altra volta, lo fa apposta. Vi incontrate sempre, vi date appuntamento. Ma lo fai, ma tu lo fai apposta, questo s'anninna. Che vuoi fare? Come arrivi gli appa l'anninnata, capisci? Subito si addorme. veramente. Lo so, capirai. gli anziani. L'altra volta gli ho recitato una poesia, l'altra volta. Sì? Ah, sì? Sì. E l'ho dedicata a lui. Si è addormentato mentre No, lei sta era dicendo, sveglio. posso recitare una poesia? Par condicio recitane uno pure a me, no? No. Ma ti conviene? No, non mi conviene, se è come Se è quella come di Dio. quella. No, non mi conviene. Ho paura che capite la cosa vero. però la posso recitare così. Oggi ne voglio recitare due, una all'inizio e una alla fine. Ok. Perché poi devo parlare delle suocere. La suocera mia. Sai che è morta la suocera mia? No. L'hai fatta fuori tu, no? No, è morta la suocera mia. Beh, le notizie secondo come te le danno? Io stavo in macchina, mi squilla il telefonino, di chi è? Sono il cassamortaio, porca miseria. Alla parola cassamortaio qualche cosa è successo. Che è successo? È morta la suocera tua. Come la vuoi la cassa? Chiusa bene. Dico, quella potrebbe fare danno si esce con te. Sto scherzando. Sto scherzando. Fantastico. Sto scherzando. La suocera mia, no, è Continua a viva. scherzare. Casa. No, è viva la suocera mia. Io la porto dappertutto, ci voglio bene la suocera mia. Sì? Sì, la porto dappertutto. La rarità. Solo che riesce sempre a ritrovare la via di casa. Ci avrei il tommo incorporato per la miseria. Quest'anno la devo portare a fare una vacanza a Honolulu. Sì, perché proprio a Honolulu? Perché? Qui sta la sabbia per i bambini, il sole per mie mogli, il squale per mie suocere. Quella si mangia i squali, capito? Pensa che una volta uno va a fare un viaggio in Terra Santa, va a fare questo viaggio in terra e si porta la moglie e la suocera. Nel bel mezzo di sta vacanza in Terra Santa, muore la suocera. Ma tu guarda di tanti posti quella è andata a morire. E vanno dal cassamortaio del luogo. Dice siamo italiani, è morta la suocera. Dice se la volete riportare in Italia, ci dice quello, costa $5.000. Ma se la seppellite qua, $150. La moglie dice seppellimela qua, ma che sei matta? 2000 anni fa da ste parti è morto un tizio 3 giorni dopo è risuscitato, ma mica si può correre sto rischio. Perché può capitare sti rischi, capito? Assolutamente non male. Ma veramente. Pensa che io Gianni l'unica casa che mi sono fatta, quando la stavo a costruire mi sono fatto la camera da letto tonda, la cucina tonda, la camera degli ospiti tonda, il garage tonda, è venuta la suocera, mi ha detto c'è un angolo per me? No! Niente, non c'è niente per te! Le suocere, ma le suocere sono belle però le suocere. E poi insomma voglio dire, una sera io rientravo a casa verso mezzanotte, a un certo punto sento strillare, sai quando di notte, aiuto, aiuto, dico Perla, ma che è successo? Uno si guarda intorno a destra, non vedevo nessuno. Mi vanno gli occhi per aria al quarto piano di un palazzo, ci stava una vecchietta con le unghie aggrappate al davanzale della finestra e uno da sopra che gli pestava le mani così. Dico fermati che l'ammazzi! E quella mia suocera ammazza quando resiste. Hai capito? Perché? Pensa che una volta uno fa un incidente stradale, tutta una famiglia all'ospedale, però nessuno sapeva quello che era successo all'altro perché stavano nelle stanze separate. Ma quello che guidava la macchina, diciamo così, il capofamiglia, con l'incidente aveva una trambata in bocca che gliel'avevano cucita tutta coi punti e parlava così come il culo della gallina, così. Lo va a trovare qua, così. Lo va a trovare con me e dice, compà, ma sto incidente com'è successo? Zitto, compà. Mannaggia compà, uno stop, un pullman, mi ha chiappato in pieno, guarda qua compà. Ma mia moglie come sta? Pensa a guarisci tu compà, tua moglie si è fatto male alla clavicola, 40 giorni esce dall'ospedale, meno male, sono contento.
E mio figlio, tuo figlio si è fatto male al ginocchio, 10 giorni esce pure lui, meno male, sono contento. E mia suocera, tua suocera purtroppo è morta. Non mi fa ridere che mi si scucino i punti. Queste povere suocere sono No, ma è però- così, È così. Però è così. se tu ti metti un po' più vicino, Sì, così, esatto. se no, tu Io ti perché metti, in no, genere- Guarda, no. cammina sempre come un gambero Sì. all'indietro. Adesso sì. vuoi sapere il perché? Perché il mio lato migliore è questo. Ma tu- Purtroppo ma che tu- sono di qua, guarda, c'è quella camera, vedo che ci inquadra, Eh, allora io faccio lei così. sì, A te ti possono guardare pure col grandangolo, amore, che sei bella dappertutto, guarda, Con ingegnere. un 28, un fisciale. Però le suocere, caro Gianni, Sì. cara Gio, Sì, Giovanna per me, va bene, sono mamme. certo. E io voglio dedicare una poesia a queste mamme. Io volevo dire una Fantastico. cattiveria, però No, non lo dico. voglio dedicare una poesia a tutte le mamme, perché la suocera è mamma comunque, no? Tu sei Un giorno mamma. sarò suocera anch'io, Certo, oddio però, santo. però io parlo delle mamme e vorrei dedicare una poesia a queste. Facciamo conto che c'è una sala parto e una donna sta per partorire un bambino. Il padre ci può essere e non può essere. In fondo nulla fa sta gran fatica, anzi, gli piace quel leggero stress che poi gli passa in me che non si dica. La madre invece se lo porta dentro per 9 mesi e il seme che gli cresce. Quante paure, quanto accoramento, quanto dolore quando al fine esce. Perciò vi dico, de conservarla sempre dentro al cuore la mamma, signori, brava gente. La mamma è tutto, il resto non è niente. Che Bellissimo. bella. Allora, Bellissima. grazie, però Devo dire una cosa, perché magari la Bellissimo. gente è abituata comunque a vederti in televisione in un certo ruolo comico, vabbè, invece amici. parecchi non lo sanno, perché poi alla fine quando uno lavora in teatro e fa spettacoli diversi da quelli che uno è abituato a vedere in Sì, televisione, sì, non però- sa, ma lui è un attore drammatico di quelli Fantastico. veri, e No, bisogna fantastico. andarlo a vedere. Però Quando adesso vedete il manifesto che sta in qualche teatro, Grazie. osate, andate a vedere cose diverse da quelle grazie che Gio, conoscete. troppo buona. No, la Però verità. adesso volevo recitare una poesia. Sei bello e ti tirano le pietre. Che è? No, è bellissimo. Sei brutto e ti tirano le pietre. Sei cornuto e ti tirano i cerchietti. Hai capito? Oh, bene. Adesso non so se chiudere con una cosa seria o una cosa comica. Dovete decidere voi Quello che due il tuo istinto dice. che siete i conduttori. Vai con l'istinto, dagli retta. Ok. Che mondo, ragazzi. Roba da matti. Noi però cerchiamo di sorridere sempre di più. La gente ha perso il buon umore, la speranza, la stabilità, i soldi, la vergogna e sta perdendo la libertà. Ma noi dobbiamo sorridere di cuore di come il mondo va. Non dobbiamo mai uccidere l'ironia e il gusto dell'ilarità. Che mondo, ragazzi. Roba da matti. L'uomo secondo me nasce con un desiderio che poi si chiama felicità. E chi dice io non rido perché sono serio è un serio rappresentante dell'imbecillità. Ci sono sorrisi che non dimentichiamo mai, ci restano nell'anima precisi perché hanno allontanato per un istante i guai. E quando li ricordi, ridi da solo come un pazzo. Dicono il sorriso abbonda sulla bocca degli stupidi, è ridicolo. Sono loro gli stupidi, quelli che hanno coniato la frase. Ridere è un canto d'amore, di libertà. Chi sorride è intelligente, è attraente. Ridere purifica, rende belli, fa crescere i capelli. Ridere cancella le rughe perché ridere fa entrare più aria nei polmoni. Se avessi una bacchetta magica vi farei ridere in eterno, perché la vita senza un sorriso è tragica, una stronzata, un inferno. E allora ridiamo, sorridiamo, accettiamoci così come siamo, alti, bassi, pelati e grassi. Diciamoci apertamente ti amo e che ti voglio bene diventi una prassi. Il sorriso è di vitale importanza. Un sorriso arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno e nessuno è così povero da non meritarlo. È il segno sensibile dell'amicizia profonda. Un sorriso non si può comprare, né prestare, né rubare.
perché è solo valore nell'istante in cui si dona. E se poi incontrando chi l'ha aspettato sorriso a voi non dona, siate generosi e date il vostro, perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao. Grazie Maurizio. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie Maurizio, bellissimo, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.